Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Un buon lunedì a tutti amici delle stelle, pronti a partire con il piede giusto in questa settimana, in questa giornata, accompagnati dalle stelle di Radio.0 e dal nostro oroscopo. Iniziamo subito. Ariete, sentimentalmente siete in pieno fermento, l'umore risente delle numerose e piacevoli novità, scelte decisive con qualche conflitto però nel lavoro. Inseguite il potere visti gli appoggi, difficoltà superabili in equipe, i colleghi vi indicano la giusta direzione, fatevi consigliare al meglio. Toro, la luna in Vergine è un vero toccasana per risolvere i problemi pratici, forma pimpante, notizie rassicuranti per la salute dei vostri amici animali in arrivo. Efficienti e rapidi nell'agire vi impegnerete per mettere ordine oggi, dopo tutto è lunedì, spazzando il campo dal superfluo. Gemelli, a causa per voi della luna in Vergine, le vostre iniziative professionali, almeno temporaneamente, sono soggette a uno stop, causa impedimenti e cavilli. Una questione familiare poi affrontata con troppa leggerezza, forse questa volta a vostro malgrado necessita di essere rivista e al più presto. Cancro, grazie a una buona dose di concretezza a lavorare oggi non vi pesa per nulla, tanto più se in ballo ci sono traguardi ambiziosi o richieste da inoltrare. Tenerezza e buonsenso ristabiliscono la pace, favoriscono l'intesa, tenetelo a mente sia in famiglia sia sul lavoro. Leone, cercate di badare al sodo oggi, di non perdervi in progetti nebulosi, magari dietro consiglio di un amico, piuttosto consolidate le certezze acquisite, che è meglio. Potrete smaltire buona parte degli impegni arretrati e sbrigare con successo incombenze noiose ma necessarie. Vergine, intestardirvi contro gli ostacoli in questo momento non giova alla vostra economia, meglio fare un passo indietro per non sprecare tempo e risorse, ripensate il tutto. Inconvenienti e tensioni invece per chi è in partenza, fronteggiateli con razionalità e soprattutto più organizzazione. Bilancia, sarete propositivi oggi, pronti a muovervi con entusiasmo e ad abbandonare qualche abitudine nociva fino a qui. Qualcuno a voi vicino chiede invece conforto. Migliorate la qualità del rapporto, esprimete con estrema sincerità emozioni, bisogni e pure debolezze. Scorpione, ottime premesse per l'amore, specie se chi vi interessa bazzica il vostro ambiente lavorativo. Tutto procede secondo i programmi, che sollievo per voi. Pregustate le 1000 avventure che vi aspettano in viaggio. A detta delle stelle tornerete innamorati cotti. Sagittario, tocca a voi. Come una doccia fredda, contrattempi e malintesi intervengono a spegnere i vostri bollori. Risultato? Nervosismo, umore nero e pure insofferenza. Laddove occorrerebbe ordine e sistematicità, poi apparite sconclusionati e del tutto privi di senso pratico. Datevi una regolata. Capricorno, giornata ideale per pianificare le vacanze, ritemprarvi a contatto con la natura, praticare sport o coccolarvi con le cure termali. Vi attendono conferme poi da parte del vostro entourage, bei successi e serenità pure nella vita di relazione. Acquario, dopo la baraonda dei giorni precedenti, un attimo di pausa per fare il punto della situazione e quello che ci vuole, prendendo in esame anche le esperienze del passato, mi raccomando. Occupatevi di casa, di faccende e finanze, tirando le somme potreste scoprire una piacevole sorpresa, siete pronti? E chiudiamo con i pesci, sarà per la stanchezza oppure perché la luna è storta, di fatto avete un diavolo per capello e diciamo poco, recuperate la reale prospettiva delle cose e fatelo al più presto. Tentare di farvi ragionare è tempo sprecato, questo è un consiglio per chi vi sta intorno. Meglio darvi corda e aspettare che passi la bufera. Ed è tutto quindi anche per oggi, ed è tutto quindi anche per quanto riguarda le novità dalle nostre stelle. Una buona giornata e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0